Avevamo tanti progetti per noi e per la nostra bambina. Ti prometto che parlerò sempre di te a nostra figlia. Le dirò che persona bella e speciale tu fossi. Inizia così il messaggio lanciato sui social da Siria, la compagna di Niccolò Mattia Coppola, il 25enne di Marghera, che a marzo sarebbe diventato papà. Una tragedia nella tragedia, una vita spezzata invece dallo scontro frontale con un camion, un incidente spaventoso, tanto che la sua Alfa 147 si è letteralmente incastrata sotto il mezzo pesante e spezzata in due. Un incidente avvenuto a Canoghera. Il giovane stava viaggiando da Meolo, dove stava ristrutturando la casa in cui sarebbe andato a vivere con la famiglia, la compagna e la figlia che nascerà tra poche settimane, in direzione di Mestre per recarsi al lavoro alla Fincantieri. Un incidente avvenuto in un tratto della Triestina, giudicato pericoloso, con altri incidenti verificatisi in quel tratto. I due veicoli, l'auto e il camion, sono ora sotto sequestro, mentre non è escluso che l'autista del mezzo pesante, come atto dovuto, sia iscritto nel registro degli indagati. Intanto la famiglia di Niccolò Mattia attende il nulla osta del magistrato per poter celebrare il funerale, a meno che non vengano decisi ulteriori accertamenti.